Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Inchiesta Tangenti ad Agrigento, svelato un presunto sistema di corruzione sull'assegnazione degli appalti pubblici. C'è anche un filone etneo. Il sindaco di Monreale a Buongiorno Sicilia, dopo la strage abbandonati dalle istituzioni, sui social video e storie con continue segnalazioni utili per individuare altri membri del branco dello Zen. Un buco da 40 milioni di euro starebbe emergendo nella rendicontazione delle spese per la realizzazione dei reparti Covid in Sicilia, indaga la Corte dei Conti. Maltempo, danni e paura per le bombe d'acqua. Palermo Stromboli e Santo Stefano di Camastra le situazioni più complicate. Ad Agrigento crollo di un cantiere del polo universitario. Crisi idrica, no della regione ai dissalatori WeBuild, troppo costosi, sia quelli mobili a Gela, Porto Empedocle e presto anche a Trapani. La promessa, pronti entro l'estate. Catania, ganasce contro la sosta selvaggia, multe e carro attrezzi in azione per Piazza Lanza. Gli automobilisti, prima di reprimere, servono i parcheggi. E poi il calcio, Serie B domani al via ai play-off. Contro la Juve Stabia il Palermo deve vincere se vuole raggiungere la semifinale. Obiettivo vittoria anche per il Messina nei play-out di C per ottenere la salvezza. Il Catania invece pensa già al futuro, alcuni importanti giocatori rientreranno dai prestiti. Bentrovati. Inchiesta Tangenti ad Agrigento, svelato un presunto sistema di corruzione sull'assegnazione degli appalti pubblici. C'è anche un filone etneo nelle indagini che finiscono un appalto per la condotta idrica e la ristrutturazione dello stadio di Licata. Orazio Longo e Tonino De Mana. Il 14° uomo indagato è coperto da omissis, come scritto sul verbale dell'inchiesta per il presunto sistema di corruzione sull'assegnazione di lavori pubblici tra Agrigento, Trapani e Catania. Potrebbe essere qualcuno che forse sta collaborando con la giustizia o che non è stato ancora individuato, ma quello che emerge, se l'impianto sarà confermato, è l'abbraccio tra imprenditoria e politica per affari milionari con subappalti irregolari e tangenti. A diventare affare in questo caso sarebbe stata, per esempio, la siccità, che da grave crisi per le colture per la popolazione sarebbe diventata occasione di guadagno indebito per pochi, con una gara da 37 milioni di euro per la condotta di Agrigento che avrebbe visto un ribasso di oltre il 30%, inidoneo per gli inquirenti ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori da parte del consorzio di cui fa parte Giuseppe Capizzi, sindaco di Maletto nel Catanese, che si dichiara però estraneo ai fatti. In altri contesti, per il rifacimento della provinciale Sala Paruta Santa Margherita di Belice sarebbe stato parzialmente versata una tangente di non meno di 135.000 euro. Un subappalto non debitamente autorizzato risulterebbe poi nei lavori di ristrutturazione dello stadio di Licata, mentre per realizzare un impianto di trattamento rifiuti a Ravanusa con importo di 20 milioni di euro sarebbe stata indetta una gara con tempistica non congrua e una strumentale, scrivono gli inquirenti, separazione dei costi. 5 gli arrestati, 2 in carcere, 3 ai domiciliari, 8 gli indagati. I reati ipotizzati vanno dal reperimento alla distrazione a fini privati di risorse pubbliche, turbativa d'asta, peculato, corruzione e concussione. Ritrovate forti somme di denaro contante, si parla di oltre 200.000 euro, presumibilmente di provenienza o destinazione illecita per la corruzione. Abbandonati dalle istituzioni, a Buongiorno Sicilia la protesta del sindaco di Monreale. Intanto le indagini sui complici del branco vengono affiancate da sempre nuovi messaggi postati sui social. Marco Gullà. Le istituzioni non ci stanno supportando, ma ci rialzeremo. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, nel corso di Buongiorno Sicilia, ha mandato un messaggio chiaro, deciso. Monreale, nel post-strage, è come se fosse stata abbandonata dalle istituzioni regionali e nazionali. Il fatto che non sia arrivato davvero nessun segnale, nessuna testimonianza di vicinanza, questo lascia tutti un po' perplessi e soprattutto getta un po' nello sconforto, perché la prima cosa che ci si aspetta è che da enti sovracomunali o comunque dalle istituzioni che dovrebbero guardarci dall'alto almeno quella vicinanza necessaria per poter traghettare verso mari più sereni, penso che sia doveroso.
Intanto proseguono le indagini degli investigatori per risalire agli altri membri del branco dello Zen, un'indagine che si sta strutturando soprattutto grazie a tanti indizi social, dalla foto alle testimonianze e poi i social network che diventano teatri di battaglia tra Monreale e Zen. Nascono pagine Facebook, una su tutte, Monreale Trash, che vediamo, vengono pubblicati video, reel e storie, segnalazioni decisamente utili per le indagini, come quelle fatte dalla fidanzata di una delle vittime. Passano i giorni ma la tensione sale, non diminuisce, c'è anche chi difende i 3 arrestati dello Zen e probabilmente protegge anche gli altri sospettati. La Corte dei Conti indaga su un buco da 40 milioni di euro sui ritardi nella realizzazione dei reparti Covid in Sicilia. Maglio Viola. Un buco da 40 milioni di euro starebbe emergendo nella rendicontazione della spesa per la realizzazione dei reparti Covid in Sicilia. Su 309 milioni di euro per realizzare 39 reparti, il 10% della spesa sarebbe anomala, mentre la realizzazione delle strutture in estremo ritardo. Per questo la Guardia di Finanza, su mandato della Corte dei Conti, ha chiesto all'assessorato regionale alla salute, con una lettera dello scorso 9 maggio, la trasmissione anche alle fiamme gialle della relazione sullo stato dell'arte e sull'uso di questi fondi, chiesta dall'assessore Daniela Faraoni appena insediatasi. Con un'altra lettera di 3 giorni fa, del 13 maggio, la Finanza chiede anche copia delle carte relative agli appalti, allo stato dell'arte della realizzazione e relative ai pagamenti nei confronti dei componenti dell'ex struttura commissariale. Secondo le ipotesi investigative si configurerebbe un danno erariale nella liquidazione dei compensi al commissario straordinario e ai suoi collaboratori per complessivi 400.000 euro circa. Gli incarichi infatti sarebbero stati assegnati a titolo gratuito. Il piano originale della Regione prevedeva la realizzazione di 253 posti di terapia intensiva in aggiunta ai 418 esistenti, per un totale di 671, e di 318 posti di terapia subintensiva. Ma c'è una differenza fra questi numeri e quelli risultanti al Ministero, che avrebbe finanziato invece un fabbisogno aggiuntivo di 301 posti letto di terapia intensiva fino a raggiungere il numero massimo di 719 e di 350 di terapia subintensiva. Questa differenza creerebbe il buco di 40 milioni e sarebbe anche alla base della polemica dei mesi scorsi fra la Regione e la Corte dei Conti, proprio sulla realizzazione finale relativa a queste opere. Il Tribunale del Lavoro di Trapani ha respinto il ricorso del direttore generale dell'ASP, Ferdinando Croce, contro la decisione della Regione che ne aveva deciso la sospensione a seguito dello scandalo dei referti istologici consegnati con molti mesi di ritardo ai pazienti. Bene, Croce aveva fatto ricorso contro la sospensione e presentato un dossier in cui metteva sotto accusa i vertici dell'assessorato alla sanità. E passiamo al maltempo in Sicilia, bombe d'acqua che hanno creato in pochi minuti danni e disagi, soprattutto nella zona nord-occidentale dell'isola. A Palermo Stromboli e Santo Stefano di Camastra le situazioni più complicate, interrotta la linea ferroviaria tra Palermo e Messina. Il servizio di Francesco Triolo. In 20 minuti è caduta la pioggia che solitamente cade in 2 mesi, una vera e propria bomba d'acqua, quella che si è abbattuta su Santo Stefano di Camastra, paesino tirrenico del Messinese, tra i più colpiti dal maltempo che da ieri imperversa in tutta la Sicilia. Danni ingenti, soprattutto alla ferrovia Messina-Palermo. La linea risulta ancora bloccata dopo che i binari sono stati sommersi da fango e detriti e il servizio è stato sostituito da bus. Nel pomeriggio il traffico dovrebbe tornare alla normalità. Situazione particolarmente delicata a Stromboli, la frazione di Digi Nostra è rimasta al buio e isolata per tutta la notte, mentre si sono registrate nuovamente colate di rocce e fango per le vie del paese, quasi una costante ormai ad ogni temporale, ed i piani per il consolidamento degli alvei sono ancora fermi. Anche a Palermo il maltempo è stato violento a causa del vento. Grandi rami di pino da tempo in attesa di potatura si sono staccati dagli alberi cadendo lungo i viali dell'ospedale civico, ostruendo diverse uscite d'emergenza. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. Disagi in tutta la città, un albero caduto su una macchina in corso Calatafimi, allagamenti in diverse zone della periferia e del centro, diversi gli automobilisti rimasti impantanati in alcune zone come Partanna Mondello in via Ugo La Malfa. Gli accumuli più significativi hanno registrato 110 mm nel palermitano, 100 mm nel messinese, 80 nel catanese. Situazione più tranquilla sulla Sicilia orientale. L'allerta ragione della protezione civile regionale aveva allarmato soprattutto la zona ionica, ma questa è la situazione della mattinata a Giardini Naxos. Adesso dovrebbe esserci una pausa di qualche giorno, ma gli esperti prevedono il ritorno del maltempo tra il 20 e il 26 maggio.
Crollo in via Atenea ad Agrigento, la procura apre un'inchiesta a cedere una parte dell'ex ospedale, oggi cantiere del polo universitario. Nessun ferito, evacuate alcune abitazioni. Davide Sardo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul crollo avvenuto ieri sera nel cuore del centro storico. A cedere intorno alle 20 è stata una porzione dell'ex ospedale civile di via Atenea, oggi cantiere per la futura sede dell'Università di Palermo. Sul posto, per un primo sopralluogo, anche il sostituto procuratore Alessandra Failla. I rilievi sono affidati ai carabinieri e ai tecnici dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per accertare le cause del cedimento. Il boato ha fatto tremare il centro storico e scatenato il panico tra residenti e turisti. Fortunatamente non si registrano feriti. Il cantiere era vuoto al momento del crollo. Secondo alcuni abitanti della zona, gli operai avevano lasciato l'area intorno alle 14, solo poche ore prima del disastro. I danni più gravi si registrano in alcune abitazioni adiacenti, con 2 B&B e una casa vacanza evacuati per precauzione. Le unità cinofile giunte da Palermo hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Il cantiere era in fase di completamento. I lavori, appaltati nell'aprile del 2021 al consorzio RT Ares Energos di Martina Franca per oltre 4 milioni di euro, dovevano concludersi entro giugno. Ora il progetto subisce una brusca battuta d'arresto, mentre resta alta l'attenzione sulla stabilità dell'area. Via Atenea resta chiusa al traffico. No ai dissalatori privati con cui la bolletta idrica aumenterebbe. La Regione è pronta a mettere i soldi per una gara propria. Maglio Viola. La regione siciliana dice no a WeBuild, il progetto per la realizzazione di 2 dissalatori nell'area metropolitana di Palermo con investimenti privati, secondo i conti della Sicilia, avrebbe un impatto devastante sui costi della bolletta idrica finale. Si parla di circa 274 euro in più ogni anno sulla bolletta di ogni cittadino. Per questo la Sicilia boccia la proposta. Il progetto di realizzazione di 2 dissalatori nell'area metropolitana di Palermo deve servire popolazione per 839.000 abitanti, per i quali la portata di produzione d'acqua deve essere fra i 600 e i 1000 litri al secondo. Il progetto WeBuild invece ha una capacità 3 volte superiore, con una produzione prevista di 3.000 litri al secondo e un investimento complessivo di 875 milioni. Gli oneri di esercizio degli impianti sarebbero stati a carico della Regione per un totale di 230 milioni di euro annui fra ammortamento dell'investimento, energia elettrica e tasse. Il totale sarebbe stato di oltre 5 miliardi in 30 anni, in più i costi di distribuzione, e tutto sarebbe finito nella bolletta idrica dei siciliani. La Regione invece procederà con la propria gara per la realizzazione di 2 impianti più piccoli per un valore di 180 milioni. Intanto sono appena partiti i lavori per 2 dissalatori a Gela e a Porto Empedocle e partiranno a breve quelli per il dissalatore di Trapani, in tutto 100 milioni di euro per opere che saranno operative in parte entro l'estate e in parte subito dopo. Carne con muffa e scarafaggi a Catania, chiusa una macelleria gastronomia in via Plebiscito. Gravi le irregolarità e multe per quasi 5.000 euro al titolare. Roberta Lunghi. Carne condita da muffa e blatte. È la scoperta della polizia di Catania in una gastronomia macelleria di via Plebiscito, della quale non è stato reso noto il nome. Gravi le irregolarità riscontrate nel locale, in cui spadroneggiavano blatte praticamente ovunque, cosa che ha fatto scattare la chiusura dell'attività e 4.400 euro di sanzione. Le multe sono arrivate a pioggia anche per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo predisposte in un apposito manuale. Rilevata anche la mancata tracciabilità di una mezzana equina di circa 80 kg che presentava anche delle muffe diffuse e una colorazione particolarmente scura. Pertanto la carne è stata ritenuta non idonea al consumo e distrutta. Da qui altre 1.500 euro di multa. La carne era destinata a essere venduta ai clienti sia cruda che cotta, in quest'ultimo caso attraverso un braciere piazzato in strada in modo del tutto abusivo, che è stato sequestrato dalla polizia municipale con una sanzione di 308 euro per accensione non autorizzata di fuochi. Inoltre gli agenti hanno constatato l'errato conferimento di rifiuti, la presenza di una tenda abusiva con sedie e tavoli che sono stati sequestrati. Per queste infrazioni il gestore è stato multato per altri 560 euro.
Ganasce atto secondo, l'offensiva contro la sosta selvaggia fa tappa a Piazza Lanza, numerose le auto bloccate o portate via con il carro attrezzi. I catanesi prima di reprimere servono i parcheggi. Tonino De Mana. Minchia, i vigili. Papà, ma che cosa sono i vigili? Ma che è un'astronave? Dovrebbe essere un carro attrezzi. Non sono astronavi, sono carro attrezzi, non sono gialli come nel film L'ora legale di Ficarra e Picone, ma bianchi, e camminano insieme alle auto della polizia municipale e ai furgoni AMTS che trasportano i ceppi bloccaruota. Dopo l'offensiva in via Santa Sofia, le temute ganasce volute dall'amministrazione Trantino arrivano nella caotica piazza Lanza nel tentativo di riportare ordine e legalità. I mezzi in divieto di sosta vengono verbalizzati e bloccati, gli altri, specie negli incroci e negli attraversamenti pedonali, vengono portati via direttamente con il carro attrezzi. Destinazione l'autorimessa di via Plebiscito. In piazza Lanza raccogliamo lo sfogo dei catanesi. Non ci sono parcheggi, non c'è niente, noi un abuso secondo me. No, che al comune ci servono soldi e noi spostiamo. Prima di provvedere a fare multe, mettere ganasce o carro attrezzi o altre cose, devono provvedere a dei parcheggi. Lei ha lasciato la macchina in doppia fila perché? Perché non ci sono stalli per disabili a piazza Lanza? Non solo non ne abbiamo trovato, perché questo è il secondo giro che facciamo. Cosa ne pensano i clienti disabili? Allora, la persona che entra qua in carrozzella fa altro che lamentarsi, ma la problematica maggiore è farla arrivare dentro e farli parcheggiare. Stalli per disabili pochissimi ed occupati abusivamente, strisce pedonali sbiadite o quasi invisibili, corpi luminosi ricoperti dagli alberi. La svolta a piazza Lanza è comunque lontana. L'arte dei pupi siciliani in corsia con gli spettacoli della compagnia di Vaccaro Mauceri, spettacoli nelle pediatrie degli ospedali racusani e siracusani per rallegrare i piccoli degenti. Veronica Barbarino. Noi paladini siamo sempre stati considerati gli eroi. La storica arte dei pupi siciliani esce dai teatri per entrare per la prima volta in Italia nei reparti pediatrici degli ospedali ragusani e siracusani. Dei pupi sei la star, con le tue magie fai danzare l'uomo. SOS Pupi in corsia della compagnia dei pupari Vaccaro Mauceri, in 30 minuti di spettacolo per non interferire con le attività ospedaliere, regala gioia e meraviglia ai bambini ricoverati. Ogni giorno il Corona Port. Ah, il Corona Port? Corona Port. Va bene, allora andrò a comprarlo in pasticceria. La magia dei burattini è creata dall'attrice Donatella Liotta, dai manovratori dei pupi Massimo Tuccitto e Paolo Lamesa, sotto la supervisione del maestro puparo Alfredo Mauceri, anima del teatro Alfeo. Al progetto ci teniamo tantissimo perché le figure, il mondo delle figure ha sempre molto affascinato i bambini e il senso proprio del progetto e dello spettacolo è che se i medici curano il corpo alla grande sicuramente, noi proviamo a dare un po' di sollievo all'anima di questi bambini. Partendo dalla Sicilia orientale, obiettivo è adesso coprire tutta l'isola per diffondere divertimento, regalare allegria e vicinanza. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati, adesso il calcio, obbligato a vincere. Domani il Palermo nel primo turno play-off dovrà necessariamente vincere a Castellammare se vorrà staccare il biglietto per le semifinali. Marco Gullà. Una vigilia surreale. Domani il Palermo giocherà il primo turno play-off a Castellammare contro la Juve Stabia. La formazione rosanero ha un solo risultato da centrare se vorrà passare il turno e andare in semifinale, ovvero la vittoria. Eppure in casa Palermo tiene banco lo sciopero del tifo degli Ultras, conseguenziale comunque alla conferma da parte del City Group dell'amministratore delegato Giovanni Gardini. Tuoni e fulmini. Per la curva nord la stagione è già finita, scrivono in una nota. Questa invece la replica del tecnico Dionisi. Per noi non è finito, non è assolutamente finito.
Ce lo ripetono, no? I nostri dirigenti, c'è scritto in palestra, non è finita finché non è finita e mai come oggi non è finita. Quindi ci dobbiamo credere. Sapevo del comunicato e mi dispiace, però ho già parlato più volte di questo, avete capito qual è il mio pensiero e mi dispiace, punto. Dionisi sceglie i titolarissimi. Contro la Juve Stabia dovrebbe tornare in campo la stessa formazione che ha battuto il Frosinone, con l'unica novità di Ceccaroni al posto dello squalificato Nicolau. Non ci sarà Magnani, ancora alle prese con l'infortunio alla gamba sinistra. Dopo essere stato impiegato a centrocampo contro la Carrarese, Segre tornerà nel suo ruolo abituale di trequartista sul centro-destra. Confermati Brunori sulla tre quarti di sinistra e poi Ampalo al centro dell'attacco. Juve Stabia con Adorante e Candellone. Domani fischio d'inizio alle 19:30. In casa Catania brucia l'eliminazione con il Pescara, ma già si lavora sul futuro. Rientreranno alcuni giocatori dai prestiti e anche Zarbano è già operativo. Si attende l'ufficializzazione la prossima settimana, l'incontro con Toscano. Marco Carli. Il futuro in casa Catania tutto sommato è cominciato prima dell'eliminazione dai play-off ad opera del Pescara, che brucia ancora perché la possibilità di passare il turno c'era e probabilmente è stata persa in casa con la sconfitta patita nel finale. Ma dicevamo il futuro è già cominciato con l'offerta irrevocabile d'acquisto di Torre del Grifo e prima ancora con la definizione dell'accordo con il direttore generale Zarbano, già operativo, biennale per lui come già anticipato. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare la settimana prossima, quando è previsto anche un consiglio di amministrazione e l'incontro fra la dirigenza e Toscano per verificare se il tecnico confermerà di voler andare avanti. L'obiettivo vuole essere partire contando su un'ossatura che va sicuramente migliorata, magari con 2 innesti in difesa, 2 a centrocampo e 1 in attacco. 1 anche perché Cianci rientra dal prestito alla Ternana e resterà, mentre Cicerelli tornerebbe in caso di mancata promozione della squadra rossoverde. Discorso Castellini: non sono maturate le condizioni per l'obbligo di riscatto del Pisa. Ovviamente andranno sondate le volontà del calciatore, che viene considerato una risorsa, come ovvio che sia, dal Catania. Poi, qualora Torre del Grifo venga giudicato al club, sarà da verificare quando cominceranno gli allenamenti, ma l'importante al di là della data sarà l'aver acquisito il centro sportivo, così come tramite offerta distinta si riprenderà il logo del Catania 1946. Il futuro che si lega al passato, mentre la stagione del terzo anno incita al gatto Pelligra, anche se deve arrivare, è già cominciata. Alcune basi sono state già messe, ma bisogna continuare. Il futuro è adesso in tutti i sensi. Invece per il Messina a Foggia sabato, nel ritorno dei play-out, i giallorossi dopo lo 0-0 dell'andata devono vincere se vogliono evitare la retrocessione. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.